Parla fan azzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli. Andiamo alle ultime dall'Azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. L'ex centrocampista del Napoli, ora operatore di mercato, Salvatore Bagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, programma in onda sulla emittente televisiva Telea, facendo ammenda rispetto a quanto riferito in passato. Devo recitare il classico. Mea culpa perché, dopo la rivoluzione operata dal Napoli nella scorsa stagione, avevo detto che la compagine azzurra non avrebbe più vinto un campionato. Ho commesso un errore, ne sono consapevole. C'è da dire che non solo Salvatore Bagni, a inizio stagione, era convinto che il Napoli, alla luce delle partenze estive, sono andati via calciatori importanti come Ospina, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz e soprattutto Kalidou Koulibaly. NDR sarebbe andato incontro a un ridimensionamento. La stragrande maggioranza di opinionisti e addetti ai lavori, nelle griglie scudetto fatte a inizio stagione, poneva la compagine di Luciano Spalletti oltre il quarto posto in classifica. Mi piacerebbe molto conoscere la tua opinione qua giù nei commenti. Caro amico tifo napoletano, la tua opinione è molto importante per il Napoli. Presto ti aggiornerò con altre notizie dal nostro Napoli.